Noi siamo sorpresi che per le grandi opere ci siano i soldi, per il sociale, il socio-sanitario siamo sempre in debito. I soldi destinati a questi progetti, in particolare per l'aiuto personale e la vita indipendente, da 5 anni sono fermi. Un sit-in ai piedi del ponte di Calatrava per chiedere una svolta nella politica sociale della regione. Fra pochi giorni si discuterà in Consiglio il bilancio di previsione per il 2014. Senza un incremento dei finanziamenti per il sociale e il sociosanitario non sarà possibile garantire ai portatori di handicap neppure i servizi essenziali. Non possiamo finire la nostra vita nelle case di riposo, perché le case di riposo sono l'unico posto accessibile e assistito. Noi pensiamo che ci sia un'assistenza diversa attraverso la vita indipendente, che significa assistenza personale a casa. Le richieste della FISH, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, sono chiare. È necessario incrementare gli stanziamenti per il fondo sociale e il fondo per la non autosufficienza. Diritti costituzionali che devono essere affermati, per cui scrivere una cifra adeguata nel bilancio 2014 significa dare risposte di alto livello, significa ridare dignità alle persone, significa rispettare la Costituzione del nostro Paese. L'appello è rivolto in particolare al Presidente del Veneto Luca Zaia, che la FISH ha chiesto più volte di incontrare. È un appello che facciamo questa mattina, lo facciamo al Presidente Zaia e all'intero Consiglio regionale perché affrontino con il prossimo bilancio di previsione per il 2014 affrontino i problemi delle persone con disabilità, stanziando la cifra adeguata, oggi così non è, per permettere di erogare quei servizi che sono assolutamente necessari.